Con la vittoria dei Maneskin all'Eurovision con Zitti e Buoni, l'Italia ha guadagnato il diritto, come da regolamento della Kermesse musicale, a ospitare la 66esima edizione dell'evento, dopo la tappa nei Paesi Bassi. E Jesolo ha deciso di presentarsi. E se è vero come è vero che dal punto di vista turistico abbiamo una riconoscibilità internazionale e una chiara classificazione nella fascia medio-alta, così dal punto di vista della vision di questa città deve corrispondere un uguale atteggiamento nei confronti dell'evento. L'evento deve essere di caratura internazionale, l'Eurosong Contest lo è e Jesolo è assolutamente in grado di porsi come possibile candidata ad ospitarlo. Già abituata a ospitare eventi internazionali, Jesolo ha i requisiti necessari per poter aspirare ad accogliere l'Eurovision. I requisiti sostanzialmente sono tre: una vicinanza aeroportuale che insomma ci è data sia dal Canova di Treviso che dal Marco Polo di Venezia, o per paradosso anche da Ronchi che è qui vicino. C'è richiesta una sollecitatività per la quale ovviamente non abbiamo nessun problema, perché abbiamo tanta e tale scelta sia a livello alberghiero che extra alberghiero, e una location adatta a contenere sostanzialmente tutto quello che è l'apparato dell'Eurosong.